Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Buon pomeriggio dal Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo, buon pomeriggio da parte di Mirko Villanova e da parte di Marco Mazzocco, collega della tribuna qui a fianco a me. Buongiorno Marco. Buongiorno Mirko, buongiorno Enzo, Andrea e a tutti quanti e buon campionato a tutti. Beh, ormai siamo quasi alla fine del campionato, insomma oggi partita decisiva per quanto riguarda non solo l'Eclisse, non solo il San Donà, ma un po' per tutto il campionato che ci apprestiamo a veder concludere, insomma, perché oggi per la seconda volta consecutiva il Conegliano di Stefano Andretta cerca di approdare in Serie D con una domenica d'anticipo, va a giocare a Mel contro il Borgo Valbelluna, non è cliente facile, quindi vedremo e seguiremo magari con i comunicati che arriveranno volta per volta il risultato anche di quella partita che è importante, soprattutto per il San Donà in questo caso, perché il San Donà potrà decidere insomma cosa fare della sua stagione, ha avuto degli alti e dei bassi, soprattutto nel periodo di maggior forma quando è andato a vincere la Coppa Italia di categoria per quanto riguarda appunto e per quanto riguarda il nostro Veneto, e poi si è un pochino perduto, ma era logico perché la stanchezza si era fatta sentire e ha un po' influito sul proseguio del campionato. Proseguio che poi ha avuto un altro alto per la formazione capitanata da Fortunato, che sta entrando in campo adesso alla guida dei suoi, e quindi arriva quest'oggi qui. Siamo anche bramosi di vedere con che spirito affronta questa Eclisse Careni Pivigina, che domenica è andata a espugnare il Narciso Soldan di Conegliano con un risultato eclatante, un 4-1 finale che nulla ha lasciato adito appunto a scuse da parte del Conegliano, perché la prestazione dell'Eclisse Careni Pivigina è stata veramente superba. Attenzione, perché già all'andata era successo questo, all'andata successe che vincemmo 3-0 qui in casa con il Conegliano, poi andammo a giocarci la partita con il San Donà a San Donà per l'appunto, però le buscammo. Quindi attenzione, insomma, perché vorremmo un po' magari rigirare la frittata e vediamo che cosa succede. Caro Marco, che partita ti aspetti? Beh, partita apertissima, le due squadre hanno tutto da guadagnare. Il San Donà deve, oltre che vincere questa gara, deve tenere anche d'occhio Conegliano che sta a 3 punti sopra. Tutto è aperto e l'Eclisse può ancora inserirsi nella lotta per i playoff. Sì, c'è ancora qualche speranza, appunto, qualche speranziella per l'Eclisse, staremo a vedere. Tra poco si dà il via, le formazioni andiamo a leggerle. Il San Donà presenta questo 11: Teso, di sopra Pasian, Granzotto, Fortunato, Crescente, Soncin, Teso, Andrea, Scantamburlo, De Stefani, Destito,
con il numero 11, con il numero 12 Battaiotto, con il 13 Abčka che parte dalla panchina, Casonato, poi Rocchetto, Mazzon, Brichese, Scroccaro, anche lui parte dalla panchina, Ruffato e poi Crivaro, anche lui parte dalla panchina, quindi c'è un po' di rimescolamento per quanto riguarda gli 11 titolari, anche per quanto riguarda Vincenzo Siciliano, allenatore appunto della formazione di San Donà di Piave. La compagine di casa, l'Eclisse Carini Pievigina, risponde con questo 11, Spadetto, Basso, Gasparini, Sibiglia, Segat che prende il posto di Cazzaro squalificato, poi Mognon, Del Prete, D'Arrigo, Toffoli, Bressan e Raccagna. In panchina con Omar Moschetta, Gerardi, Nardi, De Luca, Netto, Pavan, Fogliano, De Zotti, Vianello e Cociu. Questo per quanto concerne l'11 di casa, che deve fare a meno anche di De Zotti che parte dalla panchina perché è un po' acciaccato dopo la partita di domenica scorsa a Conegliano. Cazzaro, l'ho detto, è stato squalificato, non c'è Ianco che ancora l'abbiamo visto fare allenamento prima dell'inizio della partita, quindi sta ancora recuperando e staremo a vedere quando eventualmente, perché ormai manca una partita, quando eventualmente potrà ritornare in campo. Arbitra l'incontro, eccolo. attenzione, lascia andare la palla, arbitra l'incontro il signor Matteo Sartore della sezione di Padova, coadiuvato dal signor Salvatore Sava, sempre della sezione di Padova, e da Francesco Bersolini della sezione di Legnago. Conegliano 59 punti, San Donà 56, è qui che si gioca insomma, con il Borgoricco che guarda 53 punti, il Vittorio Falmec anch'esso con speranzielle di entrare, ma un pochino più sostanziose e corpose dell'Eclisse nei playoff, poi Godigese a 48 e anche qui bisogna guardare con attenzione, Giorgione 47, ma stiamo scivolando con l'Eclisse e il Porto Mansuè che ne hanno 46 di punti. È sicuramente, Marco, se avevamo avuto dubbi all'inizio del campionato dicendo ma sarà come lo scorso anno, non sarà, è più bello ancora dello scorso anno. Beh, il campionato è apertissimo, l'anno scorso c'erano già squadre davanti che Avevano facevano deciso. la voce grossa, e invece tutto è apertissimo. L'unica certezza è che Union, Eurocassola e Spinea saluteranno la compagnia. Sì, lo saluteranno. E altra partita da guardare con attenzione è quella del Giorgione e Lia Piave, perché Lia Piave ha bisogno di un punto per rimanere fuori dai play-out, quindi vedremo come uscirà appunto da Castelfranco Veneto il Lia Piave di Mauro Conte. Bene, e questa è un po' il sintesi, il riassunto di questa gara o di questo parziale campionato, insomma, che si sta avviando al termine. E allora entriamo proprio in cronaca diretta con palla manovrata da basso sulla fascia destra del campo, fa viaggiare subito Del Prete ancora per Segat che ha preso il posto, vi dicevo appunto, di Cazzaro, e allora palla in centro al centrocampo con Sibiglia che la smista tutta dalla parte sinistra del campo con Gasparini che va su Raccagna per poi proporsi. Eccolo Gasparini, è il gioco che predilige la formazione di Omar Moschetta, queste giocate sulla fascia, destra o sinistra che siano, e poi questi tagli di campo da destra a sinistra hanno un po' contraddistinto non soltanto quest'annata ma già dallo scorso anno, Marco, no? Beh, guarda, io ti do il primo commento sulla partita. 3 minuti e 32 secondi, ho visto un San Donà contratto, mentre l'Eclisse è più spigliata, con una Raccagna ispirato. Beh, sì, ci sta anche un attimo di così che il Sì, ma non il vorrei San Donà... che l'essere contratta da parte del San Donà fosse perché sorniona. Bravo, stavo dicendoti che secondo me sta aspettando, il San Donà sta aspettando l'Eclisse per poi ripartire. È una sua caratteristica quello di ripartire poi in contropiede, ma viene in avanti Del Prete che va sulla fascia destra del campo ma viene contratto molto bene dal suo diretto avversario. 4 minuti e 13, 0-0 il risultato sotto una cappa di sole e una bella giornata. Si è riscaldata freddina, un pochino, freddina, però si è riscaldata adesso con
il Sole. Pubblico delle grandi occasioni. Sì, abbiamo visto finalmente... Fonte rappresentanza ospite, naturalmente. Beh sì, tanto per cambiare la rappresentanza ospite è più numerosa. Ormai ci eravamo abituati perché mercoledì sera abbiamo visto un pienone di gente qui nella finale Sì. di Coppa tra Dynamis e Follinese, ci eravamo un po' illusi e abituati bene. Oggi comunque non male, ci sono anche gli amici tifosi e sostenitori del Sandona di Piave che seguono sempre con tanta passione da tantissimi anni la loro squadra, anche perché Sandona ha una tradizione notevole, è una tradizione che vantava anche l'Eclisse Careni Pivigina negli anni passati, come il Conegliano, quindi sono squadre che chiaramente, attenzione, va a vuoto Segat subito per in avanti questa prima occasione di Destito fuori gioco? Beh, Fuori gioco. per fortuna a questo punto, perché Destito Come dicevamo prima, Destito se l'era divorato un po' questo gol. Sì. La prima occasione capitata sui piedi di Destito, bisogna fare attenzione a questo giocatore perché è un giocatore parecchio interessante che viene anche da esperienze di più alta categoria, viene in avanti e cerca di uscire la formazione di casa con Sibiglia che perde palla a centrocampo e allora la riguadagna il numero 8 Teso che manovra molto bene, spinge per di sopra ancora per Destito che entra in area, punta l'uomo, uno converge, ancora voleva andare al tiro, poi si ferma improvvisamente, va da tutto dalla parte opposta per Soncin, mi pare che cerca di mettere a terra il pallone, ci riesce bene, prova a rientrare, adesso attenzione per Fortunato che di prima intenzione mette dentro un pallone interessantissimo ma butta fuori con un colpo di testa la difesa dell'Eclisse Careni Pivigina. Vedi come si è spostato il Sandona subito in avanti. sì. Come dicevamo prima, Sornione ha aspettato zitto, e adesso piano, porta avanti di cosa è capace. porta avanti i centrocampisti e linea appunto degli attaccanti. Con le mani Soncin per cercare di metterla a terra, non ci riesce nemmeno Fortunato e allora tutto dalla parte opposta, un po' a memoria da parte di sopra, però questa volta non c'è nessuno sulla fascia destra del campo e allora palla che termina in fallo laterale, e con le mani va a rimetterla in gioco la compagine di casa con Gasparini. Toffoli scende a prendersi questa palla, mamma mia, pallone pericolosissimo per metterla in avanti, ancora la riconquistano quelli di casa con Sibiglia, gioca bene dalla parte opposta, Toffoli si allunga leggermente e in effetti ne approfitta il difensore del Sandona per venire in avanti, cercare l'appoggio, lo trova su Destito ancora che non è Destito, che svaria, è il 10 ed è Stefani che svaria moltissimo, un giocatore molto molto bravo anche lui. 7 minuti e 26, ritmo piuttosto elevato, spinge di sopra che torna indietro, va su Fortunato che prova a girarla immediatamente in avanti, colpo di testa indietro e c'era Spadetto un po' fuori dai pali, però insomma ha capito subito le intenzioni del suo compagno di squadra, ha fatto un paio di passi all'indietro, è andata a riprendersi questa palla, poi la mette a terra aspettando l'arrivo in pressing di Scantamburlo. Attenzione, perdita di palla, il tentativo di Destito che ha cercato il tiro a giro Erroraccio di D'Arrigo, sì, a cui non siamo abituati. erroraccio difensivo e Destito con un tiro a giro alto sopra la traversa, nulla di fatto, ancora il tiro, ancora su un errore da parte della formazione di casa, comincia ad arrabbiarsi Omar Moschetta davanti alla propria panchina e ne ha ragione, era Scantamburlo che era andato al tiro pochi istanti fa. È il primo calcio d'angolo per la formazione del Sandona di Piave che ha alzato sicuramente il livello, ha alzato sicuramente il baricentro, ancora lo rimette dentro, palla seconda che sfila fuori, ancora Scantamburlo, la mette a terra di petto, poi il tentativo di metterla in mezzo, c'è solo un groviglio di uomini davanti e ancora era fuori gioco. Sì, era fuori gioco. Ringraziando Dio, fuori gioco. Si era trovato davanti a tutti, ancora Destito mi pare, o De Stefani, e quindi nulla di fatto, con la Godigese che è passata in vantaggio a Cavarzano per 1-0 al 9° minuto, quindi attenzione, poi teniamo conto di tutto questo, Marco.
Palla fermata con Raccagna che viene bloccato e fermato lì sul nascere il suo tentativo di andarsene verso la porta, difesa da Gianmarco Teso, classe 2006. Portiere 2006 da una parte, 2005 Spadetto per quanto riguarda le maglie rosse dell'Eclisse Careni Pievigina. Prova a manovrare ancora la formazione di Sandona di Piave con Jacopo Fortunato che guarda la posizione dei suoi 4 uomini, 5 uomini del Sandona, 6 adesso, e linea in orizzontale dei difensori della Eclisse Careni Pievigina. Il traversone lungo, non c'ha problemi Spadetto che va a prendersela e poi cerca di ragionare per far viaggiare i suoi. Vedi come non ci sono buchi adesso, tutto marcato con questa bella inquadratura che vediamo. Tra l'altro anche una bellissima giornata, immagino anche i colori del campo e le immagini nostre sono veramente per godersi una partita in tranquillità. Le immagini nostre sono sempre splendide grazie allo splendido lavoro di Enzo Russo. Qui stai veramente prostituendoti, è il caso di dirlo proprio, mamma mia ragazzi, non so cosa ti abbia pagato, ma mi preparo il futuro. non so cosa ti abbia pagato, però tanto deve essere, quindi scherzi a parte, giriamo palla da una parte all'altra come sa fare l'Eclisse Careni Pievigina. In avanti ancora con Del Prete prova la finta, poi rimane lì sui suoi passi. Segat al posto di Cazzaro, tutto dalla parte opposta. Diversi errori in uscita da parte dell'Eclisse hanno consentito una certa spinta in avanti del Sandona. Sì, avevo visto subito arrabbiarsi notevolmente ne Moschetta, ne ha ben perché donde. si ricorda Cavarzano, si ricorda Marostica e quindi vorrebbe evitare una soluzione di quel tipo, insomma, e vorremmo evitarlo anche noi, insomma. E in avanti ancora il Sandona fermato quasi all'altezza della metà campo con un fallo, si riprende a giocare. Marosticense, ne parlavo, eccola qua, Marosticense 1, Spinea 0, gol di Minato. Vabbè. E questo per quanto riguarda gli aggiornamenti dall'eccellenza. Attenzione! Mamma mia. Con un colpo di testa Di in poco volo del numero 2 di sopra, mi pare. Il numero 2 di sopra, ma lì Spadetto non so se cosa aspettava. 12esimo. Di sopra. 12 minuti più Sandona che Eclisse. Possiamo dirlo tranquillamente. Sì, però se è così, insomma, sono due squadre che per il momento si stanno controllando, perché attenzione. No, parlo di La Giulia. Numero... La Giulia incredibile in vantaggio 1-0 sul Borgoricco. Glamocanin, altro giocatore piuttosto interessante che segna con facilità. Viene in avanti ancora la formazione del Sandona con Destito che vuole l'1-2, poi la richiesta di triangolo, si arrabbia Destito perché in effetti era stato strattonato prima, però sì, poi è strattonato anche lui e allora nulla di forse problematico. Sicuramente più vistosa la sua trattenuta Sì, per quell'arbitro. Sì, giustamente ha fermato il gioco. Prova a ripartire, ma notevoli sono le difficoltà, come dicevi poco fa, per la ripartenza appunto della formazione di casa. Piazzata non saliamo puliti, sempre con molta difficoltà perché è bravo il Sandona a chiudere gli spazi. Piazzata molto bene. Adesso Siciliano ha dato qualche consiglio a Destito ancora, perché Destito si è trovato un paio di occasioni lì davanti, insomma poteva e doveva sfruttarle meglio. Ancora la formazione di casa che prova ad uscire, però difficoltà. Basso prova il lancio lungo, ma non c'è nessuno. Oggi è dura, Sì, stavo pensando la stessa cosa, perché oggi stavo guardando Moschetta, dura. se si era arrabbiato anche in questa occasione, si è arrabbiato per il fatto che poi è come dicevamo nell'intervista, quando abbiamo fatto l'intervista contro il Cavarzano, che poi quando non gira tutto per il giusto verso, o per quanto riguarda la nostra squadra, la difficoltà ce l'hai perché non hai forse il personaggio che te la può cambiare, come per esempio Sottovia in quel di Conegliano, no? Vabbè, e quindi
Quindi devi arrangiarti con il collettivo. Qui se non gira il collettivo comincia a essere problematico. Sì, c'è anche da dire però che le forze in campo da un punto di vista economico sono leggermente diverse, Per carità, però a abbiamo... beneficio del Conegliano. Ah, beh, naturalmente. sì, beh, per quello sì. Scantamburlo cerca di girarsi, poi rimane lì, l'appoggio è corto e allora può ripartire la formazione di casa. Lo fa Bravo. con Del Prete sulla falsariga, Toffoli di tacco, molto bene. Sibiglia lanciato in una delle sue poche proiezioni offensive, poi ancora su Toffoli. Toffoli scarta l'uomo, entra in area. Un numero di Toffoli che Peccato. poi si complica la vita, perde la palla e allora fortunato. Lancio lungo anche per lui, lungo e pedalare come si diceva una volta. Palla che viene conquistata da basso, che la dà tranquillamente a Spadetto. Alessio Spadetto, classe 2005, uno dei portieri più interessanti, diciamo, della categoria. Ha fatto anche lui alti e bassi, ma dalla sua età, insomma, è perdonabile ed è possibile tutto. Ancora conquistata palla da parte di Crescente per quanto riguarda la formazione di San Donà, con Scantamburlo che l'ha toccata con un braccio cercando di farla passare. È andato a cozzare contro il braccio, mentre è rimasto a terra mi pare Segazzi. Nell'occasione precedente in cui Sibiglia ha allargato per Toffoli, avrei pensato forse Al fosse tiro di meglio Sibiglia? il tiro di Sibiglia. C'era un bel pertugio, almeno visto da qua, poi sul campo. Però si è visto anche come Sibiglia si veda poco lì davanti, no? Perché ha guardato a destra e a sinistra come dire, e adesso che faccio? Io ho, Sì. ho chiesto in più di un'occasione a Moschetta il fatto che i centrocampisti non segnino tantissimo, eccetera, e lui mi ha detto che è una prerogativa proprio del gioco di Moschetta, dell'Eclisse, che utilizza i centrocampisti per cucire il gioco. Sì, poi E è non anche, tanto per poi è anche realizzare. una scelta di giocatori, insomma, perché E dobbiamo dirlo con Sibiglia sincerità che quanto ha segnato? Un gol mi pare, no? sì. Quindi. Dobbiamo dire che i risultati hanno dato ragione a mister Moschetta, perché un campionato Per così carità. non ce lo aspettavamo. Assolutamente no. Quindi in avanti ancora il San Donà, fermato Destito. Bravo, in mezzo a due, va giù per le terre. Va giù per le terre perché giallo, De Stefani, giallo, giallo ammonito. a De Stefani. Ammonito De Stefano. Giallo a De Stefani. Gli È il 50 il 17esimo. gli era venuto un po' in mal di testa perché lo aveva girato un paio di volte il giocatore capogiro? dell'Eclisse. Ha avuto un leggero capogiro, ha detto beh, lo metto a terra, va, per non saperne leggere né scrivere. Bello il taglio su Del Prete, che aveva tagliato molto molto bene, palla che però non arriva grazie al colpo di testa della linea difensiva del San Donà di Piave, che prova a ripartire con Soncin sulla fascia destra del campo, che cerca di girarsi, ci riesce in uno fazzoletto di campo, poi tutta la linea, attenzione, tutta questa corsia che è stata mangiata da Soncin. Guarda come è venuta avanti bene il San Donà. Bella azione questa, spostata da destra a sinistra molto bene, conclusa non altrettanto bene con Di Sopra, che non è arrivato a prendersi il pallone, per fortuna appunto della formazione di casa. Mognon che prova a partire dal basso con l'aiuto di Spadetto, che va subito a lanciare lungo per il numero 11 Raccagna, un po' coperto da quella parte perché trova in marcatura sia Soncin, che non è un bel cliente con cui avere a che fare, e quindi Raccagna oggi, siccome lo conoscono, lo cercano di limitare nelle sue sgroppate chiaramente. Spadetto che alza la testa, vede il movimento di Toffoli in mezzo al campo, poi la palla non la prende Toffoli, la prende di testa il suo diretto avversario Pasian, ancora in avanti. Attenzione a queste palle che gravitano lì pericolosamente, con Basso che è bravo, poi il rinvio che colpisce di testa, attenzione Di Sopra, riesce ancora la formazione di casa con D'Arrigo ad allontanare, allora può provarci, no, è netto l'anticipo, e allora Di Sopra ancora, Di Sopra che viene dentro, il tentativo è da dimenticare. Per Di Sopra, che si è fatto vedere per la seconda volta dalle parti di Spadetto. Abbiamo il Vittorio che è in vantaggio sull'Eurocassola per 1-0. Zane
Chions Treviso, intanto se ti può interessare 0-0. Aia. Vabbè, aspetta un attimo. Ah, vabbè che si sta giocando dalle 15 loro, quasi un'ora. Palla che termina in fallo laterale all'altezza della panchina di Omar Moschetta, che vediamo un po' agitato, dare qualche indicazione ai suoi, non li sta vedendo molto bene. Ancora in avanti, attenzione, palla messa a terra da Destito che gran numero. Gran numero, palleggio, è un ragazzo che ha i numeri. Qui il tabellino delle occasioni è netta supremazia San Donato. Sì. Noi facciamo proprio difficoltà ad uscire. Difficoltà ad uscire e posso dire che sono anch'io preoccupato come Moschetta, perché quando non usciamo con facilità poi ci complichiamo la vita. E quindi... No, ma i demeriti naturalmente dell'Eclisse si confondono con i meriti del San Donà, che è schierata in maniera perfetta. Palla che viene giocata con le mani adesso per una rimessa in gioco da parte del San Donà, che è in classica maglia argentina, mentre l'Eclisse ha maglia rossa L'albiceleste. Il San Donà, l'albiceleste. L'albiceleste, sì. Noi invece rossi come il Bayern in questo caso, no? Sì. Ancora palla che rimane lì, cerca di girarsi bene, va a conquistare palla, la tiene molto bene, di sopra, mamma mia! Destito o non l'ha vista passare o se l'è mangiato ancora questo gol, perché incredibile, tu che hai le attrezzature giuste per vedere, Marco, poi mi dirai. Io guardavo anch'io il campo perché... Secondo calcio d'angolo intanto per la formazione. Mamma mia, però palla che è danzata lì davanti e nessuno è riuscito. Colpo di tacco! Mamma mia! Colpo di tacco, fuori gioco. Per fortuna ci sono stati 2 colpi di tacchi, uno in maglia rossa per gli uomini di casa e uno, quello finale, che era del San Donà, che poteva fare male. Per fortuna dell'Eclisse la posizione era di fuorigioco. In avanti ancora con la formazione di casa che non trova sbocchi, vedi come viene bloccato. Attenzione, rischiano di farsi male in questo intervento a 2 non chiamato da uno e dall'altro. Ancora in avanti la compagine di Omar Moschetta, è costretto a ritornare indietro. Molto bene D'Arrigo per Sibilia che verticalizza per Del Prete che viene in avanti, ancora Del Prete che invita a sua volta D'Arrigo, ce la fa, la mette dentro, però è fuori il pallone. Poveraccio, peccato. gli ha dato una pallaccia. Ha dovuto fare una fatica micidiale per prendersi questa palla ed evitare il fallo laterale, e poi ha cercato di metterla dentro. Pallone non buono, non bello, quindi nulla di fatto. Ancora non ci sono novità nemmeno da Mel, dove il Borgo Valbelluna ospita il Conegliano. Le novità non arrivano nemmeno da qui, dove, attenzione, Destito al volo, ci prova. Però palla che viene un po' ciancicata così e arriva in maniera... L'impressione è che da un momento all'altro... Può succedere qualcosa? Bella azione comunque in velocità dell'Eclisse prima. Raccagna la mette a terra. Vedi come sono costretti a tornare indietro perché non gli lasciano spazi. Girata molto bene. Tra l'altro al San Donà manca anche un giocatore come Abčka in mezzo alla difesa, quindi in panchina. Probabilmente è in panchina, probabilmente per qualche acciacco. E sotto la spinta dei tifosi del San Donà di Piave viene in avanti la formazione di casa con il numero 10 Bressan che prova a manovrare. Basso che va al tiro, anche lui rosicchiato un po' per terra, non l'ha preso benissimo.
mentre Siciliano va a dissetarsi dalle borracce della squadra, ma è più un gesto per non essere stressati al 100%, perché Dici che sia una forma di antistress. l'agitazione è notevole in queste gare, sicuramente. Mette a terra Bravo, Toffoli molto Toffoli. bene. Toffoli che ci prova, ci avrei giurato che ci provava, perché ha dato un'occhiata, ha visto il portiere leggermente fuori e il piede Dato era che quello. se segna lì, Se segna lì viene giù lo stadio, viene giù il finiamo qui, campanile finiamo giù in qui e fondo. ce ne andiamo. E proclamiamo festa di paese per circa un 20-30 giorni. Ancora in avanti la formazione di Siciliano, con Teso prima, poi Destito che entra in area, si fa tirare giù, Scantamburlo! Rigore assegnato forse generosamente dall'arbitro. Fallo di Mognon su Destito. Voglio rivederlo. Guardiamolo, tu che hai possibilità. Mognon su Destito, a terra e rigore. Voglio rivederlo, mi pare una leggera trattenuta. 25esimo minuto del primo tempo. Può cominciare a cambiare il pomeriggio per il San Donà Per tutte e due. e per il Conegliano. Vediamo un po'. Va Fortunato, chiaramente, dal dischetto. Fortunato contro Spadetto. Fortunato contro Spadetto. Fortunato specialista nei tiri piazzati, calci di rigore, punizione, insomma, non lo inventiamo e non lo conosciamo noi. L'altro anno lo abbiamo premiato come miglior giocatore della categoria dell'eccellenza. Ma sai che non lo capisco? Chi? Ah, Il rigore? intanto guardiamo se trasforma oppure no. Fortunato contro Spadetto. Fischio dell'arbitro, gol. Portiere da una parte, gol dall'altro. Fortunato. E allora, signori, c'è il primo cambio nel pomeriggio, c'è il primo cambio, perché il cambio di risultato, chiaramente. E allora Fortunato porta avanti i suoi e, rimanendo così, 60 Conegliano, 59 San Donà, e ancora avanti con un bel campionato. Però c'è tantissimo tempo da giocare, anche e soprattutto per quanto riguarda la formazione di casa. Vittorio Veneto raddoppia con Di Biasi, Cassola 2 Cassola 0-2, quindi Vittorio Veneto 2, Cassola 0. Ma permangono i dubbi su questo calcio di rigore. E sembra più che altro che sia l'attaccante del San Donà che si sia appeso? che sia appeso a lui e poi si sia trascinato a terra da solo. Se è vero questo, sai cosa vuol dire? Incredibile. Furbizia anche, tra l'altro, no? Poi insomma ci Furbizia a cadi. seconda di come la vedi. Sì, è chiaro. Furbizia per il San però Donà. se mi prende il rigore, vuol dire che l'ha fatto bene e l'arbitro non l'ha visto. Anche qui fallo di Mognon Spintarella. Mognon non deve agitarsi adesso, deve stare calmo e tranquillo. C'è a terra un uomo del San Donà su questo fallo ancora di Mognon, proprio ai limiti dell'area di rigore, ed è pericolo ancora perché la palla sarà lì da tirare per Fortunato, che è già pronto lì. Eccolo lì. Spadetto che chiama la posizione della barriera ai 9,15. Questa è una bella zona per battere un calcio di punizione. Se hai un piedino Sia fatato, per Fortunato ce l'ha, sia per Fortunato che vicino a lui c'è Destito. Vediamo cosa decidono i due, ma andrà sicuramente Fortunato al tiro. Eccolo che parte. Era buono. bravo Spadetto. Era buono, bravo Spadetto questa volta. Bravo Spadetto con Fortunato da punizione in angolo deviato. Vediamo anche il minuto, che era il 29esimo, quasi alla mezz'ora di gioco. C'è questa
c'è questa battuta, il terzo calcio d'angolo battuto da parte della formazione di Vincenzo Siciliano, allenatore della compagine sandonatese. Sandonà che è venuto, adesso possiamo anche... Scantamburlo al volo! Palla deviata Ci ha da... incicato il pallone come dici tu. Ma l'ha bloccato parzialmente Raccagna, che era sceso in azione difensiva con lui. Però vedi la difficoltà che abbiamo ad uscire, e poi questa non è l'Eclisse a cui siamo abituati, no? A vedere. Sì. Purtroppo è così, non puoi fare nulla, come dicevi te, insomma. Leggiamo un po' di classifica. Conegliano che sale a 60 punti adesso e 59 il Sandonà. Vittorio Falmec passa a 53. Segat, basso, perde palla, che le cose più facili adesso stanno diventando complicate. Basso, con le mani, Segat, andrà in mezzo per Mognon? No, va tutto dalla parte opposta per Gasparini. E Gasparini va e ritorna su Mognon, alza la testa. Che male controllata questa di Toffoli, palla che viene in avanti ancora per il Sandonà, bloccato, e allora Mognon che esce dall'area, non si muove nessuno, deve costretto a lanciare in avanti, trova Del Prete con un bellissimo lancio, Del Prete la mette a terra ma è costretto a tornare indietro, attenzione Segat che sbaglia palla, la tocca anche con il braccio, però è fortunoso questo tocco, Colpa insomma. del campo. Sì, l'arbitro lascia andare e allora può andarsene in avanti Darrigo che prende palla, poi torna sui suoi passi, decide di andare al tiro, palla che termina altissima sopra la traversa, niente da fare per quanto riguarda l'Eclisse. 31 minuti di gioco con una netta predominanza, come diceva Marco Mazzocco, netta predominanza appunto del Sandonà, che ha sofferto i primi 2 o 3 minuti, giusto? Sì, poi ha alzato il baricentro e si è spostato decisamente dalla parte opposta nel centrocampo di casa. Adesso non riusciamo a mettere questa palla nelle condizioni giuste per giocarla da parte. Si sono strattonati all'inverosimile, l'arbitro ha guardato tutto, era Raccagna, l'ha lasciato fare, palla che va tra le braccia di attenzione, gioco pericoloso, però Toffoli aveva alzato il braccio, l'arbitro non è stato di questo avviso, palla gettata in avanti ancora, il pallone viene rispedito ancora nella metacampo di casa, e allora però si fa sotto sempre la formazione del Sandonà. In avanti il lancio ancora di De Stefani che cercava l'appoggio in avanti, è un gran bel giocatore questo De Stefani, un 2002 ma molto interessante. Eccellenza, la Leo che è sotto con il Porto Mansuè, Canato va al gol, quindi Porto Mansuè 1, Liventina o Pitergina, ovvero Leo 0. Porto Mansuè che sale a 49, noi fermi a 46. Che è il nostro pari punti nostri, quindi dobbiamo fare qualcosa, Marco, è inutile. Dai, va bene così. Ma ho capito che va bene così, però sei qui che te la giochi e non puoi dopo. Guarda, 33 minuti e 15 secondi, c'è poco da fare, Sandonà al momento superiore. Sicuramente. 33 Questo è fallo, e 25. ammonizione. Scantamburlo. Darrigo Vedi che si arrabbia giustamente Darrigo perché chiede qualcosa di più che forse sarebbe potuto anche anche essere. era il primo fallo di Scantamburlo, glielo sta Però dicendo, dipende che fallo fai, sicuramente no? adesso, dai. Se vieni superato, Vabbè, scusa, però, insomma, dai, se è la prima volta che fai, io sono per questo avviso. Segat tutto dalla parte di Gasparini, anche lui ha spinto poco oggi, perché vedi, ecco, adesso si propone,
e Mognon gli dà la palla subito. Forza ragazzi. Con Toffoli che si gira in mezzo a due, prova ad andarsene ma poi va per le terre, nulla di fatto, ancora palla riconquistata dal centrocampo di casa che è costretto però Bravo Spadetto. ad andare su Spadetto e Spadetto su Basso che va a rischiare in mezzo al campo. Tanta roba, Se perde palla lì penso che Momar Moschetta lo fucili. Basso con le mani per Segat. Mognon Gioca Segat perché Cazzaro è squalificato. Scazzare il qualificato. Attenzione. Attenzione, questo era bello, Eccolo. Questo era bello, il pallone preso da Raccagna, che se avesse osato un po' di più di andare al tiro in acrobazia forse avrebbe beffato il portiere del Sandona di Piave. Teso, nulla di fatto nemmeno con questa azione. Blocca bene Segat che va su Gasparini dalla parte opposta, deve tornare indietro perché è tutto chiuso. Bella questa azione, bello questo lancio, non se l'è sentita Raccagna di provarci in volo, peccato perché aveva una buona occasione. Sibiglia, D'Arrigo, si gira, ancora verticalizzazione molto bella, ma non c'è nessuno che arriva in maglia rossa. Raccagna Arrivano non prima, ha spinto al massimo. Anzi Gasperini, scusate. arrivano prima quelli di Sandonà. Palla che rimane lì, si può giocare ancora in avanti con Fortunato. Fortunato per Scantamburlo, si gira Scantamburlo, vede l'uomo da questa parte, Basso. vede di sopra libero, però Allora. la palla non arriva e allora può spingere in avanti con Del Prete, basso, non ce la vabbè, fa ma a bisogna metterla dosare il dentro, gli ha passaggio, dato no? un paio di palle incredibilmente Sì, brutte, sì. sia in questa azione sia in quella precedente alcuni minuti fa. Concludo il ragionamento che facevo Concludi. su Segat, che sostituisce Cazzaro che è anche autore di pregevoli lanci dalle Sì, retrovie, ma guarda a che a differenza me- di Segat che è abbastanza un difensore bloccato. Sì, a me piacciono tutti e due. Non ho detto che nessuno. No, ho capito cosa dici. Però perdiamo poco oggi da Cazzaro a Segat. Attenzione, viene in stiamo avanti spingendo, ancora. Basso e la mette dentro, però c'è Fortunato in mezzo al campo che si arrabbia con il suo terzino. Si arrabbia con di sopra. Reazione mi pare esserci. Prova a reagire la formazione di casa e deve farlo perché sono 37 minuti di gioco. Marosticense 2, Spinea 1. Ancora in avanti. Attenzione, viene via De Stefani che vuole il fallo, il tocco di mano, cosa gli ha dato? Fischiato, sì. Ha fischiato qualcosa l'arbitro e Mognon la butta via, rischia un pochino, poi l'arbitro ha capito, insomma lascia correre. Arbitro che di Padova, un certo Matteo Sartore. Adesso c'è tutto il 37 e rotti. Fortunato. Ahia. Di sopra la perde ancora, non un gran momento per di sopra, ancora il braccio che viene toccato, Vabbè, ma anche allora la palla che è- viene, ma sì, sono tutti falli che insomma Non incidono. non è che incidano, cioè non è che ti porti avanti il pallone con il braccio, lì è un rimbalzo e ok, insomma, bravo Sibiglia per D'Arrigo e adesso Grande arriva dall'altra Gianluca. parte in orizzontale, sempre si viene in avanti con Gasparini che va su Raccagna Azione che avvolgente. prova a puntare l'uomo, 1-2, eccolo Bello, 1-2 che eccolo. riesce, mette dentro Raccagna. Ahia, peccato. Anticipato il numero 10 in maglia rossa Bressan da un giocatore del Sandonà, della difesa del Sandonà, e poi lì si gioca avvinghiati, palla che viene fuori, allora riprendiamo palla, la riperdiamo purtroppo, può ripartire la formazione del Sandonà con attenzione a De Stefani che si guarda un po' Via, intorno, buona. si guarda un po' intorno perché non aveva nessuno né a destra né a sinistra, era lui l'uomo più avanzato. Oh. Attenzione perché non c'è nessuno in porta, ragazzi, non c'è nessuno in porta, rientra adesso Spadetto, ma non c'era assolutamente nessuno in porta. Buona questa ripartenza, bloccata, adesso si gioca sul vivo e adesso si gioca con anche magari cercando di sbagliare il meno possibile, però mamma mia,
palla persa in questo caso con Granzotto che la dà indietro al suo portiere atteso. 39 minuti di gioco, 6 al termine della prima frazione di gioco, in vantaggio c'è sempre la formazione del San Donà per 1-0, situazione che è stata cambiata, è stata mutata al 25esimo del primo tempo con il gol su calcio di rigore di Fortunato. Palla gettata in avanti in malo modo, però la prendono sempre quelli del San Donà in mezzo al campo. Prova a manovrare ancora D'Arrigo, l'arbitro lascia correre per il vantaggio, poi vedremo se darà l'ammonizione o meno. Bressan che prova a manovrare bene con questa palla lanciata in avanti, un bel taglio però non arriva a compimento, nulla di fatto e la palla è tra le braccia di Teso, Gianmarco Teso. L'arbitro sta parlando con qualcuno o in panchina oppure con il giocatore che stava. Gol del Conegliano, sotto via, tanto per cambiare. Ammonito? Quindi al 37esimo minuto del primo tempo Ammonito. il Conegliano va in vantaggio per 1-0 sul Borgo Valsugana a Mel e quindi ribadisce quello che sta succedendo qui. Vittoria qui per il San Donà, vittoria anche per il Conegliano che cerca per la seconda domenica consecutiva di salire in Serie D. Per il momento dovrà ancora aspettare se rimane così, insomma. Aspettare un tempo. Un tempo. Sì, no, dico, se rimane il risultato questo di tutti e due che vincono, dovrà aspettare la prossima domenica. Ancora Fortunato sulla palla, 2 uomini in barriera, ma lì non servirebbero secondo me, ma ci prova Fortunato e Spadetto dice di no ancora, però era telefonata insomma questa palla. Bravo comunque, mette a terra Spadetto, va in pressing alto anche Fortunato che raggiunge Mognon, prova a girarlo, anzi era bello, un bel lancio, la palla termina fuori, nulla di fatto con D'Arrigo Gianluca. D'Arrigo che Man ha of the provato match, a prescindere. Man of the match, a prescindere. Ma te insomma attenzione, ma perché? Ancora De Stefani sicuramente uno dei migliori dei suoi in questo primo tempo, mamma mia. Mognon Sì. poi di testa va a provare ad allontanare il pallone dopo averlo svirgolato con un tiraccio in alto. 42 minuti di gioco. 42 e quindi vuol dire 3 al termine del primo tempo perché non penso che recupererà nulla, no? Un minutino per le sì. due ammonizioni Vabbè. e il rigore. Per il rigore tutto quanto, sì, può esserci, ci possono stare. Fallo su Toffoli, palla che viene allontanata e va a riprendersela Bressan un pochino più indietro, lo fa sistemare il pallone e allora si va su Segat che alza la testa, guarda i suoi dove sono posizionati, arriva D'Arrigo a dargli una mano, torna indietro però e allora si va su Mognon, il capitano. Prova ad andare sulla fascia sinistra del campo, buona l'intesa con Gasparini e Raccagna, si fa vedere, Raccagna sventaglia tutto dalla parte opposta, palla che viene trattenuta, viene tenuta bene, poi però la perde il giocatore dell'Eclisse e prova il lancio lungo su Destito, indietro anticipato da Segat, prova a ripartire, ci riesce la formazione di casa con Mognon per Raccagna che adesso è dietro rispetto a Gasparini che è un pochino più avanti da Sibiglia. Bressan bene, D'Arrigo
invita a salire basso per Del Prete, gioca bene adesso con Darrigo che sventaglia tutto dalla parte opposta chiamando ad intervenire Gasparini, però non era bella questa palla, nulla di fatto, non guadagniamo nemmeno un calcio d'angolo e allora può ripartire la formazione in biancoceleste, la tocca Segat, poi fuori dai pali Spadetto che la rinvia lunga oltre la metà campo, la mette a terra elegantemente con Fortunato, il duo Fortunato Crescente, insomma, mette a terra questa palla, poi palla persa ancora da Soncin, prova a ripartire Crescente, poi il lancio lungo, un fallo, va per le terre Bognon, si rialza, l'arbitro dice che non c'è assolutamente niente, Fortunato che mette tranquillità e fa giocare i suoi, vogliono che riparti. Raddoppio del Conegliano, Raddoppio del Conegliano. sempre sotto via. Intanto il Lia Piave in vantaggio a Castelfranco sul Giorgione 1-0. Sottovia 28 gol, arriverà a 30. Può uscire ancora Darrigo, palla al piede, Darrigo un mezzo pallonetto che poi prende la strada della panchina del San Donà e allora l'arbitro non ci pensa due volte e dice c'era Lorenzo Casagrande con la lavagnetta perché voleva un recupero, l'arbitro non è di questo avviso e quindi fischia il 45esimo, Moschetta manda tutti negli spogliatoi. Moschetta chiede lumi all'arbitro sul rigore. No, secondo me non sul rigore, su questo Recupero? sì, mancato recupero secondo me, perché si era lamentato con Casagrande, si lamenta così. Vabbè. 3 risultati al volo Vediamo. di terza categoria, ti do Paternello in vantaggio 1-0, Folinese 2-0, vince, mentre Dinamis e Alvaredo 0-0. Sì, c'è una questione lì che se arrivano ancora tutti e tre alla pari vanno allo spareggio Dinamis e Padernello, quindi non andrebbe la Follinese, bisogna che ci siano dei risultati diversi. Comunque poi ne terremo conto. Quindi qui dal D'Agostin chiudiamo, primo tempo, quindi 1-0 per il San Donà di Piave. Linea alla regia. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Allora ritorniamo in diretta D'Agostin di Pieve di Soligo per la gara tra l'Eclisse Carini in Pivigina e il San Donà. Sta per iniziare il secondo tempo, si inizia con un cambio, dovrebbe entrare Francesco Mazzon, classe 2004, vediamo se capiamo anche al posto di chi. Sì, perché di sopra avevo visto prima che aveva qualche problemino. No. Sì, 16, vediamo, giriamo, 2. Per il Ok. San 1922 esce con il numero 2 di sopra ed entra con il numero 16 Mazzon. Era un di sopra che avevo visto proprio uscendo dal campo, Claudicante. che sì, claudicante, ma si era tirato su il calzoncino guardandosi e toccandosi alla coscia, quindi qualche problema sicuramente fisico per quanto concerne di sopra, che quindi non può giocare il secondo tempo. Al suo posto il numero 16, parte la gara intanto, al suo posto Francesco Mazzon, classe 2004. Si riprende a giocare questa partita che vede per il momento ferma sull'1-0 il vantaggio del San Donà.
È un vantaggio importante per la formazione di Siciliano, perché gli permette di rimanere ancora una volta in linea di galleggiamento, diciamo così, sui 3 punti di distacco sul Conegliano. E quindi Conegliano che vince con 2 gol del suo bomber sottovia. In avanti ancora la formazione ospite, il tiro e c'è il gol, e c'è il gol di Destito, mi pare, no? Si chiude. Andiamo a vedere il giocatore, ma mi pare proprio di sì, insomma è il numero 10. È il numero 10. Allora De Stefani che va al gol. Del Sandonà 1922 ha segnato con il numero 10 De Stefani. De Stefani raddoppia. Stavo per dire che il vantaggio era raggiunto al 25esimo con un rigore di Fortunato, sul quale permangono seri dubbi e vengo subito smentito. Ma questa è un po' la caratteristica di quando l'Eclisse non gira. Di quando l'Eclisse non gira. Vi ricordate anche l'entrata in campo sia con Marostica sia con Cavarzano, sempre molto soft, e poi arriva il gol, il doppio gol di vantaggio del Sandonà, che quindi prova a mettere in cassaforte questa partita, questa vittoria. La voce grossa. Risponde appunto al Conegliano, rimane agganciata ancora in linea di galleggiamento, come dicevo prima, a 3 lunghezze dal Conegliano per il momento, quindi palla che rimane lì, non riesce a rimetterla dentro la formazione di casa, prova a ripartire il Sandonà ma si trascina la palla fuori. È arrivata la Presidente con È arrivata la Presidentessa, sai che quando arriva la Presidentessa porta bene, quindi non diciamo nulla, e quindi va bene così. Raccagna con Gasparini, la fascia sinistra del campo oggi si è trovata a dover lottare contro una bella fascia che Siciliano gli ha piazzato, quindi tanti problemi l'hanno avuto proprio per andare a liberarsi, per andare a trovare spazio, quindi hanno avuto grosse difficoltà nei movimenti. Fortunato vicino al suo portiere, vicino a Teso, ed è lo stesso Fortunato che va verso De Stefani, l'autore del gol, che prova a liberarsi, che prova ad andare in avanti, poi 5 tra i due non lo ha accettato tanto volentieri D'Arrigo. Dici? No, non ha accettato, e vedi che si stanno spintonando ancora. D'Arrigo la gira bene questa palla, poi la palla termina fuori, nulla di fatto, pallone che va nella pista di atletica, quindi si dovrà faticare per prendersene un po', da rifare la pista, ma vabbè. Spellacchiata. Oltre all'illuminazione, eccetera, eccetera. Metti in conto Gasparini, Toffoli, tutto dalla parte opposta, attenzione alla spinta in avanti, va fuori posizione il numero 16 appena entrato Mazzon, poi viene a sostegno, blocca tutto ancora il Sandonà che prova a ripartire sulla fascia, e allora ci pensa Segat a buttarlo fuori alla vecchia maniera in come tribuna, piace a te. Come piace a me. Si è alzato Moschetta che ha indossato il K-Way. Palla conquistata e tenuta ancora dalla formazione di Sandonà. Arriva al supporto Fortunato che va al tiro, tra l'altro aiutato anche da una leggera deviazione, poteva essere pericoloso, ma l'ha presa bene Spadetto, presa a terra. 4 minuti e 21, 2-0 qui al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo per la formazione del Sandonà, che risponde al 2-0 del Conegliano in quel di Borgo Valbelluna. Tutto dalla parte opposta, Pasian. Borgo Valsugana ti è rimasto nel Borgo cuore? Valsugana è nel cuore, quindi bene così. Fortunato che non gira, non riesce a passare. Sì. Intrataccia di Mognon, dobbiamo dirlo, giallo, meritato. Ognuno nervosissimo. Secondo me ce l'ha ancora su per quel il rigore. calcio di rigore che lui asserisce di non aver commesso.
e come asserisce lui non asserisce nessuno, spendendo verbi a destra e a sinistra. Anche Moschetta uscendo non sembrava Non sembrava totalmente proprio condividere. non sembrava proprio troppo convinto. Ammoniti Mognon, De Stefano e Pasian. Io ho perso il numero dei calci d'angolo, dopo chiederò lui a Mognon, De Stefani e Pasian? te. Sì. Dirmelo, no? Ah, te lo dissi prima, solo che tu... Tu me lo dicesti. C'è Ancora Fortunato sul pallone. sul pallone. Treviso Chions o Chions Treviso 1-1. Ha pareggiato adesso il Treviso con Aliu. Addio. 5,57. Vediamo quanto fa il Dolomiti, posso? Prego, prego. 5,57. Qui al D'Agostin di Pieve di Soligo. 2 uomini sulla palla. Sono Destito e Fortunato. Ma provate ad indovinare chi va al tiro. Uno fortunato? Ah, forse Fortunato al tiro. 4 Este, uomini in Dolomiti, barriera. Ed è buona. Bravo. Ah. Mamma mia. Quando non ho visto muoversi Spadetto avevo preso paura. Este Dolomiti 1-1, la classifica vede Questa è per la serie D, 70 punti il Dolomiti Bellunese e il Treviso a 66. Fortunato che blocca tutti ancora. Lancio lungo per Segate che la rimette giù. E allora Mognon. Toffoli. Velocissimo. Palla che gira ancora Del Prete. Basso. Palla ributtata nel mezzo. Colpo di testa per liberare l'area da parte del Sandonà. Arriva anche Soncin che si riprende la palla. La tocca però lui per ultimo. No, l'ha fatta toccare al giocatore dell'Eclisse. Allora c'è una rimessa con le mani per quanto riguarda la formazione del Sandonà. Riconquista D'Arrigo, una spallata da Tergo di Fortunato su Bressan, l'arbitro giudica buona. La Leo che va sotto per 2-0 con il Porto Mansuè. Quindi Porto Mansuè che sale quindi in classifica, va a quota 49. 3-0 intanto del Conegliano. 3-0 del Conegliano. Anzi, Scappin sottovia e Kais segnala tutto campo. In avanti ancora, partita che adesso qui al D'Agostin ha poco da dire perché l'ha messa in serbatoio, l'ha messa in attenzione, messa in cassaforte la formazione di Siciliano e ci sta provando la compagine di casa, però oggi non gira. Applausi da parte di Omar Moschetta verso i suoi che cerca di incitarli e di spronarli, però quando vediamo questa Eclisse ormai sappiamo anche noi come ci si deve orientare. È buona questa palla che corre, attenzione, è bravo a rientrare Gianmarco Teso, portiere del Sandonà, che conquista palla prima dell'arrivo di Toffoli. Riparte il Sandonà, se ne va, fallo? No, è caduto a terra da solo. Era De Stefani l'autore del gol che aveva cercato di ritornare sulla palla. Fortunato la blocca lì in mezzo al campo. Ancora palla buona per giocarla con Teso. Andrea torna indietro. Questo è un erroraccio, ma altrettanto bravo è stato Crescente a fermare veramente questo erroraccio della formazione del Sandonà, che aveva sbagliato il tentativo di andarsene, di uscire dall'area. Nulla di fatto, per fortuna per loro è andata bene, perché Crescente veramente ha fatto un capolavoro fermando in scivolata il pallone, fermando il giocatore avversario prima che potesse involarsi verso la porta difesa da Teso.
Fortunato con palla tra i piedi, prova a gettarla in mezzo, chiaramente no, cerca l'1-2, lo trova e trova anche il tentativo di portarsi in area, poi l'aiuto di Soncin fuori per De Stefani che entra dentro, il pallone l'aveva dato a Destito, palla che viene perduta, si arrabbiano un po' i giocatori del Sandonà, un po' di confusione, palla che per il momento è in possesso di Capitan Mognon dell'Eclisse Careni Pivigina, che gira tutto dalla parte opposta, un bel lancio di 20-25 metri, e allora palla che viene portata in avanti dal basso che chiama l'1-2 con Del Prete, riuscito tra l'altro, palla che termina in fallo laterale. Allora si può riprendere con una rimessa in gioco con le mani. Intanto sia Sandonà che Eclisse hanno mandato gli uomini a riscaldarsi, quindi vedremo tra poco altre sostituzioni. Palla che termina fuori, palla che è a vantaggio dell'Eclisse, che con le mani proverà a portarsi ammonito sotto D'Arrigo. Ammonito D'Arrigo? Proteste. Ammonito D'Arrigo per proteste nei confronti dell'arbitro Matteo Sartore della sezione di Padova, che è coadiuvato dall'altro padovano Salvatore Sava e da Francesco Bersolini, che è della sezione di Legnago. Si attende la rimessa in gioco con le mani da parte della formazione di casa. Palla che parte adesso dalla rimessa lunga in area, il colpo di testa, la spizzata di Toffoli che c'era quasi riuscito. Poi ancora il gol! Mamma mia! Toffoli è andato vicinissimo, io avevo urlato già il gol perché era talmente bello questo tiro. 12° minuto di gioco del secondo tempo, Toffoli va vicinissimo al gol, ma palla che esce, nulla di fatto, di un soffio veramente, perché l'ha sfiorata questo gol, ha sfiorato il gol l'Eclisse. Ancora ci avviciniamo al 13° minuto di gioco con le due formazioni. Attenzione, troppo facile in questo caso, mamma mia. Non c'è aggressione comunque di Destito, che aveva palla anche per effettuare il tiro in porta, è stato veramente, ha dato palla in mezzo cercando un suo compagno che si è fatto anticipare. Destito si è arrabbiato un pochino perché ha sprecato forse un'occasione ghiottissima di gol per quanto gli riguardava, sprecando e gettando in mezzo una palla che poi nessuno ha sfiorato e nessuno ha sfruttato al meglio. Palla ancora con il colpo di testa che viene fuori per la formazione di casa, ma blocca tutto il Sandonà. Può ripartire ancora una volta la formazione di Moschetta con un bel lancio di Sibiglia che trattiene, riesce a tenere e mettere a terra Toffoli che parte per l'appoggio, viene trattenuto da Rigo, nervosissimo anche lui, con Raccagna che mette dentro un deliziosissimo pallone, ma però niente da fare perché il pallone va direttamente tra le braccia di un ottimo Teso Gianmarco, piazzatissimo, e prende palla. Fortunato si gira bene, fa lanciare i suoi, poi palla persa, ancora Fortunato che non ci pensa su due volte, il lancio in avanti per Destito e De Stefani e Scantamburlo, che sono veramente pericolosi lì davanti, hanno creato diverse occasioni in questa gara, in questa partita importante per la compagine del Sandonà di Piave, che sta vincendo per 2-0 qui sul terreno di Pieve di Soligo contro un Eclisse che oggi non è decisamente in una delle sue migliori giornate. Calcio d'angolo, è il primo calcio d'angolo mi pare per la formazione di casa, quindi anche dai conti dei calci d'angoli, 3 per il Sandonà, 1 per l'Eclisse Careni Pivigina. Vi sta spiegando insomma come sia stata difficile, come sia stata difficoltosa
il cammino della formazione di Omar Moschetta. Bressan la mette dentro bene, arriva altrettanto bene Pippo Mognon, poi il suo tiro viene bloccato da una selva di gambe della difesa del Sandona di Piave. Bressan, anzi D'Arrigo deve andare indietro, anzi scusate, era Gasparini che deve andare indietro con il pallone lanciando Ci stiamo guardando il suo portiere. Sì, perché qualcuno è passato, si vede che ha scaricato un po' di rabbia sul portone d'ingresso della nostra cabina. Allora, Moschetta viene ammonito. Tutti e due, mi pare. Non ho capito chi sia vicino a Moschetta, però ha ammonito anche un altro giocatore. O il DS sarà, sì. Marosticense Spinea 4-1, ma qui importa poco. Io stavo guardando il prossimo e ultimo incontro, che è la giornata 30, Conegliano Borgoricco. United Borgoricco Campetra, mentre il Sandona affronta il Cavarzano. Tutto ancora in gioco. Tutto ancora in gioco, perché il Borgoricco, cosa abbiamo detto che stava facendo? Stava perdendo, quindi non lo so. Stava perdendo 1-0 con la Giulia Sagittaria. Sì, se va così, comunque dai, secondo me, come ho detto ancora un mese fa più o meno, quando voi tutti mi avete preso in giro, dissi che il Conegliano aveva già vinto il campionato, insomma, e lo sta dimostrando più o meno con qualche difficoltà, però insomma, secondo me sì, secondo me lo vince. D'altronde stavo per dire che questa capigliatura ti fa molto profeta. Se non la finisci, vedi che capigliatura ti faccio. Sibiglia in area. Eccolo. Il colpo di testa, si gira. Toffoli che ruba alto. la palla a Mognon. Forse era meglio se gliela lasciava. Toffoli spara alto. Non lo segno neanche nel tabellino, perché ha colpito la casa dall'altra parte del campo. Buono per il 6 Nazioni. Buono per il 6 Nazioni, per il Benetton, quindi sì, Sandona che ha sicuramente abbassato i ritmi, come è normale che sia. L'Eclisse prova ad imbastire qualche azione degna di nota, però il divario c'è. C'è il divario e c'è soprattutto quello che dicevamo un paio di settimane fa quando perdemmo contro il Cavarzano. Quando l'Eclisse gioca in questa maniera, puoi stare qui anche fino a domani mattina, sì. Non ne veniamo fuori, quando perché il bel gioco non riusciamo, esatto, attraverso il gioco. Non abbiamo altre soluzioni, perché non è che abbiamo, come dicevo prima, il sottovia di turno, perché butti palla lì e risolviamo. Non ce le abbiamo, quindi. Io ho visto De Zotti in panchina, ma mi sento dire che non entrerà in campo, no, perché De Zotti era vestito in maniera molto, sì, ma De Zotti l'hanno portato nonostante col Conegliano abbia avuto un brutto infortunio, sì, si è fatto male, insomma. Poi abbiamo Cocciu. Bianco non c'è. Bianco non c'è nemmeno. Ma guarda, secondo me, allora, visto che ha fatto giocare già 2 volte Pavan lo ributta nella mischia. Di questo sono quasi certo. Anche perché si parla un gran bene di questo giocatore, quindi 2006, quindi vedremo. Quindi in avanti la formazione di casa in maglia rossa, buona la girata da parte di Bressan, che va a pescare il numero 7 del Prete, che ha qualche difficoltà a metterla a terra, poi va a colpire la traversa dalla parte opposta. Raccagna prova 2 volte a tirare, non c'è, e allora l'arbitro dice che non c'è niente, palla ancora dentro un siluro, nulla di fatto, però da segnalare che insomma c'è stato questo. No, ma l'ha commesso lui. C'è stato questo palo colpito da Del Prete. Da Del Prete, sì, da Del Prete, che dicevamo palo prima. Interno. Palo interno. Voluto o non voluto non sapremo. Allora entra il 17 e 11 fuori. Destito. Allora fuori Destito. Il Sandona 1922 esce con il numero 11 Destito ed entra con il numero 17 Brichese.
Ecco Destito che va al 5 con il suo mister, cambio effettuato, quindi dentro Brichese 2005, vediamo se va nella stessa posizione, penso di sì, Marosticense 5, Spinea 1, mentre sta per rientrare Raccagna, che si era fatto male nell'occasione del tiro in precedenza perché è andato 2 volte al tiro, accocciato contro le gambe di un avversario, di un difensore, quindi si è fatto più male lui rispetto al difensore. Chiaramente in effetti ha dovuto farsi soccorrere dal massaggiatore, arbitro che da adesso l'ok per entrare in campo a Raccagna. Che ho un Treviso sempre 1-1. Palla indietro per Teso, palla che gira ancora, prova a spingere in avanti ancora, non ci siamo, non riesce a scambiare il tiro, va per le terre Soncin, l'arbitro lascia andare per il vantaggio, mamma mia. E qui sì il pallone è saltato malissimo, Qui possiamo ringraziare il campo perché veramente in questo caso una buchetta o una zolla ha praticamente levato via il pallone dal piede del giocatore che voleva andare al tiro e bastava solo che lo appoggiasse dentro. Palla lanciata lunga per Toffoli che cerca di rincorrerla, di prenderla, ci riesce, arriva prima di lui sul pallone, prima del suo avversario, palla indietro ancora per Gasparini che va per linee orizzontali con Darrigo per Sibiglia ancora, è troppo lenta la manovra, vedi, è troppo lenta la manovra dell'Eclisse che poi si ferma all'altezza dell'area di rigore. C'è un fallo guadagnato dalla formazione dell'Eclisse Careni Pievigina e allora andremo a seguire questa punizione. 22esimo minuto di gioco qui D'Agostin di Pieve con una situazione di 2-0 per il Sandonà, che ha risposto ai 3 gol, mi pare, del Conegliano, dicevi? Chi, scusa? Il Conegliano 3 gol? 3 gol, 3-0. Ha risposto quindi ai 3 gol del Conegliano subito il Sandonà. Quindi se permanesse questo risultato, questa serie di risultati, insomma, campionato ancora aperto e quindi non deciso, si bisognerà aspettare la settimana prossima per vedere quello che succederà. 0-1 con la Juve. È quello grave. Punizione battuta da Rigo, mi pare? Centrale. Bressan, sì, è vero. Porto Mansuè che si fa dimezzare il vantaggio 2-1 sulla Leo 1, Porto Mansuè 2. Arriva Mognon di testa a spingerla in avanti questa palla perché nessuno lo stava facendo, ancora Bressan, palla che si gioca su un fazzoletto di campo, ferma tutto Fortunato che si arrabbia con qualche giocatore dei suoi perché lì bisogna chiudere. Gasparini, Mognon, Segat, di là Bressan la fa correre ancora sulla fascia, converge al centro, palla persa da Del Prete poi la riguadagna per Gasparini, potrebbe anche tentare il tiro visto che ce l'ha poi Darrigo. Soncin, bravo Soncin, giocatore che ha avuto parecchi infortuni ma si è recuperato quest'anno in maniera splendida. È un giocatore che ti serve in una squadra, quindi cambio Sandonà ancora con un altro cambio, entra Crivaro perché ricordiamoci che il Sandonà ha tenuto Crivaro a riposo, esce il 9, esce Scantamburlo. Allora al 24esimo del secondo tempo entra Crivaro. Noi niente cambi, ma va bene così secondo me. Sì. Cosa vuoi fare?
ripeto, mi ci gioco che entra Pavan, vediamo se Scommetti. me lo gioco bene. Fallo, punizione, Segat si Fallo di avvicina Segat. all'arbitro. Con fare minaccioso anche. L'arbitro gli dice stai fermo lì, non voglio nemmeno vederti qui vicino. Infatti aveva anche ragione perché lo ha segato brutalmente, quindi Anche Basso chiede lumi. qua chiedono lumi tutti, ma ragazzi, ripeto, lo abbiamo detto dall'inizio, quando siamo andati sotto 1-0 poi 2-0, quando l'Eclisse gioca in questa maniera non ne veniamo fuori, perché le belle trame non le puoi far vedere, il gioco no? Allora, pronto a entrare il 16, che è, signori, ho vinto la scommessa. Pavan Signori, Lorenzo. passo alla cassa e quindi a Fai prendere. all-in se mi dici che esce. Bravo Spadetto sull'ennesima punizione di Fortunato che centra i pali, però non va a colpire bene, e quindi buono Spadetto che si accartoccia e prende il pallone. Prova a ripartire Gasparini in mezzo per Bressan che perde palla e non può perderla lì, con Fortunato che è presentissimo. Attenzione, Fortunato ancora che gira palla, va indietro dai suoi, con Fortunato e con Crescente che lancia lungo, palla che arriva Fuori gioco. sulla palla, sì, un giocatore del San Donà fuori gioco. C'è il DS Lorenzo Casagrande della formazione di casa che chiama il cambio, chiama il guardialine, arriva controllando l'orologio, 26esimo minuto di gioco. Origine esce con il numero 11 Raccagna ed entra con il numero 16 Pavan. Allora, dentro Pavan, questo giovane che sta facendo molto bene, tutti ne parlano bene, è un 2006 che è entrato 2 volte, ormai 2 o 3 volte nel giro dei cambi di Mister Chions Treviso, 1-1 finale nel giro dei cambi appunto di Omar Moschetta, e quindi vediamo, insomma è una pedina importante anche in prospettiva futura, insomma è un 2006. Spadetto, attenzione, mamma mia che rischio. Poi palla che viene messa ancora per orizzontale, cerca di andarsene, non puoi perdere palla lì perché altrimenti ti macinano. Fortunatamente c'è il fallo su Basso che va da Sibiglia. Giorgione Elia Piave 1-1. Diomandè, Poi là. te lo ricordi? Me lo ricordo sì. Qui Con non, affetto. qui non segnava mai però. Con affetto lo ricordo. Con affetto lo ricordiamo, ma qui non segnava mai. Non so se non gli piacesse l'aria di Pieve di Soligo. Crivaro che si arrabbia con il guardialine. Va per linee orizzontali ancora l'Eclisse, con Basso che spinge. Ancora riceve Basso, aiutato da Pavan, vuole il cambio, vuole l'1-2, Pavan non riesce a conquistare palla però, e allora prova a ripartire, ce la fa il San Donà, bisogna andarci però su questi uomini, con Segatti in difficoltà netta. Qui secondo me c'era tutto il fallo, l'arbitro l'ha lasciato correre per grazia ricevuta, ma secondo me è stato bravo in ogni caso Segat a fare questo fallo, perché insomma ha fermato l'uomo che se ne stava andando. E qui c'è il fuorigioco se non erro. Poi c'è De Zotti. C'è De Zotti, non c'era il fuorigioco? Boh. C'è De Zotti pronto ad entrare in campo, mi auguro per lui che sia in condizioni di giocare, perché mi avevano detto che insomma la botta ricevuta a Conegliano non gli permetteva questo. Vediamo se riuscirà a giocare, a dare peso per quello che conta, per quello che resta appunto da giocare alla formazione. Ancora Sottovia in gol, Sottovia che non so se avesse paura di perdere la classifica ai cannonieri, ma sta segnando a raffica, quindi 29 minuti e 21 secondi con sventagliata di Segat per Del Prete che la mette a terra per Bressan che prova a servire, era un'idea giusta per Gasparini, però non si intendono, non si capiscono nulla di fatto. Ripeto, è l'Eclisse che sappiamo e che conosciamo quando non gioca. 10-18 per l'Eclisse, Careniti origine esce con il numero 10 Bressan ed entra con il numero 18 De Zotti. E allora entra De Zotti che va a prendere la sua posizione, mi pare.
al posto di Bressan lì in mezzo al campo, vediamo. Mancano esattamente 15 minuti più recupero qui al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo, dove ricordiamo questa è anche l'ultima partita casalinga, caro il mio Marco Mazzocco, sì. quindi non ti vedrò più. Non so Questo- se essere contento oppure Per quanto mi concerne, un velo di tristezza sì, scenderà anche- su di me, il io- triplice fischio io, di chiusura del io ho bar. anche la lacrima, quindi siamo a posto. Vabbè, basta così. Andiamo a concludere ancora aia, mamma mia. Mognon che tirando su dal campo un po' di sabbia, come abbiamo visto. Poi lo ricordiamo, insomma, è un bene che finisca il campionato perché questo campo finalmente verrà sistemato a dovere, speriamo, a dovere bene, insomma. No, speriamo o è una No, certezza? speriamo a dovere bene, insomma, verrà, ci lavoreranno e quindi sicuramente lo sistemeranno al meglio. Soncin che frana, ammonito? Ammonito Soncin. beh. Monito Soncin che se l'è voluta questa perché poteva frenare quando e come voleva. Conciliabolo sulla panchina del San Donà perché c'hanno già la lavagnetta in mano, però aspettavano di vedere Soncin se si era fatto male o meno. Dovrebbe entrare il numero 13 Apska, quindi va a rinforzare un po' la difesa per questi ultimi 15 minuti, anche se insomma non vedo grandissimi problemi per il momento e oggi. Indietro tutto, palla che rimane lì, si gioca ancora con Bressan, con D'Arrigo che sventaglia sulla fascia ancora, mette dentro questo pallone, non lo prende nessuno, lo prende Fortunato, arriva D'Arrigo, la mette di nuovo lì sulla fascia destra del campo, poi Pavan che prova l'1 contro 1, mette dentro questo pallone ed è abbonato Fortunato perché la butta fuori ancora. De Zotti che si gira, palla bene per Toffoli, bloccato altrettanto bene con il corpo da crescente, niente da dire, niente da fare. Oggi Cambio? non va. Oggi non va, entra Abska, sì, entra Abska al posto del 7, al posto di Soncin. Il Sandona 1922 esce con numero 7 Soncin ed entra con numero 13 Apsa. Avevano aspettato per vedere se Soncin si fosse fatto male, non sta benissimo perché lo vediamo un po' zoppicante e quindi gli dà respiro siciliano, lo chiama fuori e quindi fuori Soncin che anche oggi ha lottato come un leone in mezzo al campo. Sì, uno dei migliori forse. Sì, anche secondo me. Insieme a Fortunato, che è una certezza. Che è una certezza, ormai lo. Giorgione Lia Piave 2-1. Giorgione Lia Piave 2-1. Signori, questo è per il Lia Piave una botta. Attenzione. È fallo. È fallo, no, dico è fallo sul portiere perché gli è franato addosso. Allora, stavamo commentando il gol del Giorgione, il vantaggio del Giorgione sul Lia Piave. Vuol dire che il Lia Piave non guadagna nemmeno un punto e quindi va ai play-out se continua così. Attenzione perché è una situazione che nessuno si sarebbe aspettato in casa San Polo di Piave, soprattutto dopo l'arrivo e la campagna acquisti fatta e l'arrivo soprattutto di Mauro Conte, ma la situazione quest'anno non è stata bella in casa Lia Piave. Lia Piave 31 punti, Giulia Sagittaria 27, Unione Aero Cassola 5. È ai playoff. È ai playoff perché aveva Playoff. bisogno di un punto, quindi rimane ancora una partita, quindi però bisogna farlo questo benedetto punto perché altrimenti si rischia veramente tantissimo, anche perché il Lia Piave, detta così, in tutti questi anni ha sempre lottato per le posizioni alte, non ha mai, attenzione, perde palla. Giorgione che nonostante la vittoria conquista 50 punti ed è fuori dai playoff. Noi possiamo salutare i playoff con questa sconfitta. Li salutiamo, già avevamo una speranziella come avevamo detto prima, quindi salutiamo, mentre il Porto Mansuè rimane lì, rimane in lizza.
Porto rimane in Marseille lizza, 49 perché va a 49, attenzione perché il Godigese Giorgione a va a 51. 50, la Godigese cosa sta facendo? Sta perdendo. Allora cambio, allora fuori, vediamo, entra il numero 18 e fuori il 10, fuori De Stefani. Sostituzione per il Sandona 1922, esce con il numero 10 De Stefani ed entra con il numero 18 Scroccaro. Paradossalmente il Sandonà ha fatto entrare tutti i pezzi da 90 adesso, Scroccaro, Crivaro, li ha buttati, a dimostrazione li ha buttati tutti, comunque quindi, della sì. rosa, del roster messo a disposizione di Vincenzo Siciliano, e i numeri li stanno a testimoniare. Quindi si può dire tranquillamente che la stagione dell'Eclisse Carini Pivigina, al netto di tutto, è da 8+. Sì, no, è positivissima, nessuno dice niente, abbiamo fatto un bel campionato come lo scorso anno, l'abbiamo migliorato, nessuno chiedeva o voleva qualcosa in più, per carità, quindi diciamo bene. Poi abbiamo avuto queste Piccole partite, defiance. queste partite dove se non ci sei mettendo sul campo il gioco espresso in tutto il campionato, rischi queste imbarcate, rischi queste figure. Oggi non è un'imbarcata perché ci sta. Non è queste neanche due. una figura. Non è neanche una figura brutta, diciamo che però insomma qualcosa di più ce lo aspettavamo in questa partita, secondo me. No, il fatto è che siamo reduci dal 4-1 contro il Conegliano, Però cosa avevo detto che era- scaramanticamente all'inizio? Avevamo vinto anche un sacco all'andata, di cose. esatto, anche un sacco di monate. Avevamo detto che all'andata avevamo vinto contro il Conegliano, sì. siamo andati a San Donà e le abbiamo buscate. Buscate. Questa volta abbiamo vinto ancora a Conegliano e siamo venuti qui in casa per giocare con la massima tranquillità o cercare di fare la partita e le abbiamo buscate ancora una volta dal San Donà, che effettivamente possiamo dichiarare bestia nera dell'Eclisse Carini Pivigina. Punto. E mi fermo qui. No, anzi, virgola, così come lo siamo noi per il Conegliano. Esatto. Bravo, sì. Punto. Aperta parentesi, chiusa la parentesi, grafa, tonda e tutte quelle che vuoi e finiamola qua. Convinto tecnico di Mirko Villanova. Toffoli, scusatemi, Fortunato che la butta dentro, poi va a riprendersela, la 37esimo. ributta dentro. Fallo. Partita che è finita, non c'è più niente da dire. Dovremmo trovare il golletto se così. E l'assalto all'arma bianca Sì, finale. un assalto all'arma bianca finale, dare la gioia di un gol ancora. Gioia al Conegliano soprattutto, direi. Ma no, 2-1 non cambia niente, vincono sempre No, loro, 2-2 quindi ok. finale. Ah, 2-2 finale, vabbè, adesso ti stai sbilanciando. In avanti, blocca tutto, perché al di là che abbiamo detto che il Sandonà ha tirato i remi in barca, hai visto come è andato a pressare pressare. adesso Crivaro? Vabbè che è Sì, appena non ha il entrato. pressing della prima frazione Sì. di gioco e poi sai, vai sul velluto quando raddoppia a inizio di ripresa. Quando gira tutto bene. In avanti ancora Del Prete anche oggi un po' in sottotono, no? Sì, volenteroso ma Sì. poco efficace. Bravo De Zotti, la mette dentro il Gasparini, ma la palla va dalla parte opposta, conquistata ancora 1 contro 2, se ne viene fuori anche poi la palla persa. Poi la palla persa e va manovrata dalla formazione di casa Bravo, Basso. con Basso che guadagna un calcio d'angolo, Due. è il secondo calcio d'angolo. Poco. 39esimo minuto di gioco. ...39 minuti di gioco qui al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo... ...con il risultato di 2-0 per il Sandonà. Ma giù Toffoli. Credo una folata di vento che l'ha fatto cadere a terra. Ce ne scuserà naturalmente il buon Simone. Sì, come dicevo, abbiamo sottolineato che questa è l'ultima partita in casa, quindi finiamo qui, no? Per quanto riguarda anche ci i nostri attende lo collegamenti, ci attende lo spiedo adesso e di questo siamo, forse, se ce lo lasciano. Andiamo lo speaker a fare le cose per bene. Sì. E comunque diciamo che abbiamo passato un altro anno ottimo qui a Pieve di Soligo, sì. con una squadra, con una formazione che ci ha dato anche parecchie gioie quest'anno, quindi bene così.
andiamo a fare quest'ultima partita fuori casa e poi cominciamo a pensare alla prossima stagione, insomma, quando a mio giudizio dovranno intervenire sul mercato, a mio giudizio così detta lì, per trovare un attaccante e per trovare un centrocampista, perché poi insomma mi pare che gli altri ruoli li abbiamo abbastanza e bene coperti, quindi vedremo insomma cosa succederà. Sei già in clima calciomercato. Io sono già in clima calciomercato. 40 minuti e 29 secondi, il risultato che vedete in alto a Giorgione sinistra. Lia Piave 3-1. Lia Piave Lia Piave che butta alle ortiche. alle ortiche, un'altra possibilità. Sai che io quasi quasi mi appropinquo verso i il canonici terreno 5 di gioco, minuti? il terreno di giuoco, e ti lascio il finale per goderti questo finale qui al D'Agostin di Pieve di Soligo. Succede qualcosa, tu mi scrivi come da bravo amanuense. Da bravo segretario. Esatto. Linea a Marco Mazzocco. 41 minuti e 15 secondi al cronometro, Eclisse 0, Sandona 2 per le reti messe a segno al 25esimo da Fortunato, che ha trasformato un calcio di rigore concesso dall'arbitro Matteo Sartore, sul quale permangono seri dubbi, e il raddoppio in apertura di ripresa da De Stefani, mentre spinge ancora in avanti il Sandona, allunga il pallone in fallo laterale basso. Ricordiamo che il Borgorico 1-1. Conegliano sta vincendo, il Borgoricco pareggia ora, quindi si dovrebbe prospettare per il Conegliano domenica prossima una domenica di tutta tranquillità e soprattutto di festa, perché con l'ultima giornata di campionato l'eventuale vittoria o il pareggio consentirebbe al Conegliano di salire in categoria dopo un campionato estenuante che l'ha vista protagonista sin dalle prime battute del campionato. C'è un fuorigioco di rientro da parte di Crivaro. Riparte subito l'Eclisse con De Zotti, aggredito dal numero 18 Scroccaro. Fatica veramente l'Eclisse a far girare il pallone basso, dialoga con De Zotti, basso ancora, offre il pallone a Toffoli, ha il problema di girarsi, non si appoggia all'esterno, perde il pallone e ripropone un tema d'attacco il Sandona. 42 minuti 59 secondi, lungo lancio per Crivaro, chiude sapientemente Mognon con un colpo di testa e si appoggia a Spadetto. D'Arrigo allarga il gioco per Gasperini, che può avanzare, trova Del Prete, ancora D'Arrigo, avvicino Sibiglia, opta invece per il lancio sbagliato, lo recupera Crivaro in collaborazione con un difensore e poi si spinge in avanti teso, perde il pallone De Zotti, triangolo molto largo con D'Arrigo e Del Prete, Tofoli, D'Arrigo aggredito da Fortunato, classe 1990, che ha ancora forza per andare in pressing. 43 minuti, non c'è più storia. Il Sandona ha dapprima controllato senza patemi nella prima frazione, poi ha colpito con un rigore di Fortunato. C'è stata sì reazione da parte dell'Eclisse, mentre una girata di Toffoli spaventa il Sandona, pallone che viene scaraventato in fallo laterale, prima allontanato dalle linee di porta e poi scaraventato in fallo laterale. Del Prete, D'Arrigo tenta di far arrivare il pallone in avanti, ma si chiudono le maglie del Sandona, poi teso si trascina il pallone in fallo laterale, accelera i tempi Gasperini,
trova Mognon sulla corsia con il passaggio all'indietro, mentre 5 minuti sono di recupero. Mormora il pubblico di fede sandonatese. Segat, De Zotti, dialogano i due. C'è D'Arrigo tra le linee che ha il problema di lanciare, trova comunque Basso che si spinge in avanti con maggior frequenza in questa seconda frazione. Poi Bressan entra in area, cade a terra, per l'arbitro non c'è nulla. Giusta la decisione dell'arbitro. Ancora D'Arrigo ripropone un tema d'attacco buttando il pallone nel mezzo, ma la difesa del Sandonà recupera. Sibiglia, D'Arrigo e Basso, limite dell'area, entra in area, va per vie centrali. C'è ancora un batti-ribatti, poi Gasperini tenta il destro contratto da un difensore. Teso Gianmarco si accartoccia e fa sua la sfera. 45 minuti, 46 scoccano adesso. Seconda frazione che naturalmente il Sandonà ha iniziato nel migliore dei modi con il raddoppio, poi ha controllato senza difficoltà, reazione più nervosa che da un punto di vista del gioco da parte dell'Eclisse, che si è spinta in avanti generosamente. Lo fa anche in questo momento con Sibiglia, che si guarda attorno per trovare un compagno, si deve appoggiare al compagno di reparto, un lucidissimo D'Arrigo. Segat, ma non c'è spazio, si chiude a riccio la difesa del Sandonà. Sibiglia potrebbe appoggiarsi a De Zotti e lo fa. D'Arrigo, ancora Sibiglia, dialogano in due, lancio allargato per Gasperini che prova a trovare Del Prete, ma la difesa del Sandonà chiude ancora una volta, lascia l'iniziativa comunque ai padroni di casa, che non trovano sbocchi in avanti perché le linee sono intasate. 47 minuti. Segat, c'è spazio per D'Arrigo, potrebbe tentare il tiro, non lo fa, ci impiega un po' troppo, poi perde il pallone malamente. Fortunato perfeziona il disimpegno difensivo dei propri compagni, allargando il pallone sulla corsia di sinistra, pallone che giunge a Destito, che deve lottare con Mognon, e poi Mognon riesce a chiuderlo mentre Spadetto si allunga troppo il pallone, lo recupera in qualche maniera Segat, poi Basso, ma ormai controlla senza particolari difficoltà il Sandonà, che molto probabilmente dovrà disputare i playoff per essere la squadra che raggiungerà il probabile Conegliano, anche se mancano 90 minuti, l'ultimo turno è il 30° di una stagione estenuante che vede a questo momento l'Eclisse concludere. Manca naturalmente domenica prossima, a 46 punti, 48 minuti, manca un minuto alla fine delle ostilità, partita ormai che non ha più nulla da dire. Ricordiamo che l'Eclisse all'ottava posizione in classifica con i punti acquistati che sono 46, 44 i gol fatti, mentre spinge ancora i giallorossi di casa Del Prete, Gasperini, vedete come non si chiudono i triangoli, cosa che abbiamo visto più volte quest'anno, effettuati con dovizia. De Zotti, anche lui non controlla il pallone. Fortunato, poi lancio lungo che si perde nella terra in cui c'è Segat che lancia
tentando di trovare un compagno, che si sono fermati, e proprio in questo momento il signor Matteo Sartore della sezione di Padova conclude la gara con il triplice fischio di chiusura. Noi ribadiamo il risultato prima di cedere la linea al collega Mirko Villanova per le interviste di rito. A Pieve di Soligo, Eclisse 0, Sandonà 2 per le reti messe a segno da Fortunato e da De Stefani. La linea al collega Mirko Villanova. E allora vediamo se riusciamo ad avere subito Siciliano. Sei andato a confermare? 1-1 e in effetti mi pareva che avesse pareggiato. Quindi siete ancora in corsa? Sì, siamo in corsa, sono contentissimo della prestazione di oggi e l'ultima Borgoricco deve vincere per forza per entrare ai playoff. Noi dobbiamo vincere perché è una partita difficile l'ultima e proveremo a giocarla come tutte, come questa. Rispondendo ai ragazzi, stanno crescendo partita per partita, abbiamo sofferto un periodo in mezzo della stagione, abbiamo perso tanti punti, adesso stiamo bene. Posso dire niente, solo grazie, abbiamo fatto una partita della Madonna oggi. No, è vero, infatti avevo sottolineato il fatto di come non vi vedevo dai tempi della Coppa e avevo visto questo alto e basso. Dico, se il Sandonà si è ripreso e gioca ai suoi livelli, oggi l'avete messa insomma su questo piano, anche se loro non gli mancava qualcosa. No, ma loro sono una squadra che gioca benissimo, la squadra che gioca meglio del campionato. Secondo me hanno fatto una gran partita noi oggi, non c'è niente da dire. Loro fanno partite bellissime, partite alternano, perché una squadra gioca così bene dipende anche dal campo, dipende da tante cose. Forse il campo non è aiutato tantissimo neanche a loro su queste giocate che fanno sempre. Comunque niente, siamo là, ci proviamo fino alla fine. Noi dobbiamo vincere l'ultima per forza, che è difficile. Poi vediamo cosa succede. Il campionato è strano, il calcio è strano, quindi pensavamo di non vederlo bello così il campionato, invece quest'anno bello, sì, vediamo l'ultimo se è bello o no. Speriamo. Grazie, arrivederci. Grazie, ringraziamo mister Siciliano e vediamo di trarre qualche conclusione con mister Moschetta. Omar, abbiamo finito le partite casalinghe, abbiamo riconfermato che è la bestia nera il Sandonà e quindi ok, basta così. È stato un anno bello e buono sotto tutti i profili. Non so, vuoi esaminare questa partita? A me così mi lascia un po' l'amaro in bocca, però chiaro che abbiamo trovato una squadra forte che ci ha messo in difficoltà, in pressione. Il campo chiaramente a noi non ci aiuta perché ci fa sbagliare molto. Poi ritengo che un episodio così, non so se tu hai protestato per il rigore? Sì, io, dalla panchina non sembrava niente, mi ha confermato anche Pippo che non c'era niente. È chiaro che non gli serviva un aiuto per sbloccare la partita. Peccato perché poi sullo 0-0 magari chiaro soffri, però te la giochi. Su 1-0 diventa un po' più difficile. Poi hanno trovato il raddoppio subito al secondo tempo e lì si sono chiusi, è stata difficile insomma. Che è un po' un vizio questo di entrare dal secondo giusto? Perché sì, o li spaventi troppo, faccio una battuta, o li spaventi troppo, sto scherzando. Sì. Sono stati bravi anche loro, diciamo che hanno una squadra di grande qualità, ben organizzata, quindi ci hanno vinto i duelli e ci hanno fatto male. Dico peccato, rammarico perché il rigore effettivamente non ci stava, insomma, non hanno bisogno di questo. Mancava anche qualcuno perché De Zotti non si è mai allenato, ha preso una gran botta domenica e poi mancava De Faveri, che anche lui fuori, 2 squalificati, quindi eravamo un po' decimati. Però va bene, dai, la stagione è stata comunque positiva. La concludiamo dove? Peccato oggi insomma non aver fatto almeno un pareggio, però vabbè. Dove andiamo a concludere che non mi ricordo? A Concordia Sagittaria. Concordia Sagittaria, sì. Che tra l'altro ha vinto mi pare, quindi non so. La formazione di Vanni Moscon, quindi stiamo attenti e andiamo per finire un'annata che, come dicevi, è stata una bella annata. Sì, è stata una bella annata, sì, positiva. Ma se ti chiedo il prossimo anno cosa succede? Ma il prossimo anno vediamo, dobbiamo parlare con la società, è chiaro che ci sono delle cose da sistemare, vediamo anche le ambizioni che ha la società e poi prenderò una decisione. Perché ne avrai avute di richieste? Ma non voglio sapere perché non me lo dici, è ancora presto, ci tenevo a finire bene questo campionato qui, poi vediamo, insomma, bocce ferme, vediamo.
Va bene, mettiamo grazie. le ferme. Ciao, Ciao, Omar, ciao. grazie. Bene, ringraziamo Omar Moschetta, tecnico di casa, e concludiamo qui questa giocata, questa partita di oggi, terminata male 2-0 per il Sandonà, che rimane in corsa quindi per il campionato, perché come avete sentito da Siciliano, tutto domenica. A tutti voi, buona serata. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.